Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ore 13 dedicata alla salute, in particolar modo ai macchinari all'avanguardia di ultima generazione che possono salvarci la vita, possono aiutare in modo particolare nella diagnosi, ma scopriremo oggi anche nell'interventistica. Grandi macchinari come quelli che ospita un grande ospedale come quello all'Angelo di Mestre. Parleremo di questo insieme ai nostri graditissimi ospiti, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie al dottor Roberto Ragazzi, primario della radiologia dell'ospedale all'Angelo di Mestre. Buongiorno dottore, grazie per essere qui con noi, e grazie anche al dottor Enrico Cagliari, primario della neuroradiologia dell'ospedale all'Angelo di Mestre. Grazie. Buongiorno dottore. Ricordo a voi da casa il numero è sempre quello, lo 0422 16 26 798, per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti. Iniziamo subito, dottor Ragazzi. Radiologia è un punto di riferimento per quanto riguarda appunto importanti esami diagnostici. Esattamente di che cosa vi occupate, per poi capire invece che cosa la neuroradiologia si occupa, per capire questa differenza. Prego dottore. Sì, la diagnostica per immagini è fatta dalle radiologie prevalentemente ha necessità di apparecchiature sia RX emettenti che non RX emettenti, tipo la risonanza magnetica o tipo l'ecografia. Scalarmente l'impegno delle apparecchiature può partire da una diagnosi fatta con un ecografo, per passare poi a un approfondimento diagnostico fatto con una grande macchina tipo la TAC, e poi con la risonanza magnetica. Non escludiamo però tutta la parte di radiologia convenzionale che, anche se alcuni credono ormai superata, esiste ancora. Noi nella nostra struttura abbiamo 6 diagnostiche dedicate alla radiologia convenzionale, che può essere la radiologia toracica, la radiologia scheletrica o la radiologia del tubo digerente, dell'intestino, e poi ci sono anche le stanze dedicate più prettamente alla radiologia di pronto soccorso, e una delle nostre nuove dotazioni è proprio quella di 2 ambulatori radiologici, uno dotato di macchina scheletrica tradizionale, uno dotato di macchina telecomandata, tecnicamente si definisce telecomandata, legato al pronto soccorso, in stretta vicinanza col pronto soccorso, con la postazione anche medica nello stesso pronto soccorso, in modo che pazienti con necessità di cure rapide abbiano un collegamento diretto attraversando una porta e una diagnosi precoce in ambito di pronto soccorso. Sulle grandi macchine poi invece entra un discorso che può essere più ampio, cioè sia la radiologia che la neuroradiologia hanno la possibilità dell'uso delle grandi macchine, e lascerei anche a Enrico Cagliari, il nostro capo dipartimento, un pochino la spiegazione di questo tipo di apparecchiatura. Ecco, dottor Cagliari, diciamo subito che la neuroradiologia non è presente in tutti gli ospedali, è così? Sì, la neuroradiologia è una, diciamo, branca ultra specialistica della radiologia, e come tale è rappresentata negli ospedali che hanno maggiore volume di attività. In particolare nel Veneto è presente, oltre che a Mestre, a Treviso, a Vicenza, a Padova, a Verona e a Rovigo, quindi insomma sono poche strutture, sono appunto ultra specialistiche e si dedicano allo studio delle malattie del sistema nervoso centrale, e quindi quello che riguarda l'encefalo, il cervello e la colonna vertebrale, soprattutto con il suo contenuto, e si avvale appunto, come diceva il dottor Ragazzi, soprattutto delle metodiche, diciamo, a più elevata, tra virgolette, tecnologia, come la risonanza magnetica, la TAC e l'angiografia. Ecco, mentre parlava lei, dottor Ragazzi, abbiamo visto delle immagini che fanno riferimento proprio all'inaugurazione dei nuovi macchinari, macchinari di ultima generazione, mezzi all'avanguardia, che c'è stata appunto il 22 novembre scorso alla presenza del governatore Luca Zaia. Entriamo nello specifico per capire di che macchinari si tratta e l'importanza di queste apparecchiature. Sì, è stato un evento importante che ha visto l'ospedale, la radiologia dell'ospedale di Mestre, la radiologia, la neuroradiologia dell'ospedale di Mestre, rinnovare a distanza di solo 8 anni dal primo montaggio tutte quante le apparecchiature diagnostiche. Quindi significano appunto le
6 stanze di diagnostica convenzionale che si è detta, di cui si è detto, il mammografo che è diventato un mammografo con tomosintesi, con ricostruzioni 3D, con il massimo della tecnologia moderna, e naturalmente anche il TAC, con il passaggio da 2 TAC in dotazione a 3 TAC in dotazione, con TAC multistrato, quindi la tecnologia più moderna, e anche le 2 risonanze magnetiche rinnovate, ottenendo una risonanza a 1,5 Tesla, che è già una macchina di una certa potenza, e una risonanza magnetica 3 Tesla, quindi il massimo della attuale possibile diagnostica strumentale. Naturalmente c'è stato il rinnovo anche delle apparecchiature ecografiche. Noi siamo dotati di 3 ecografi, uno per la diagnostica body e 2 in genere dedicati alla diagnostica mammaria, e anche quelli nel tempo sono stati rinnovati. Potrà fare uno strano effetto che io dica 8 anni prestissimo, ma effettivamente nell'ambito radiologico italiano credo che siano pochi gli ospedali che si possano vantare un rinnovo totale di apparecchiature 8 anni dopo il montaggio delle prime. Ecco, per chi ci sta guardando da casa, per i non addetti ai lavori, rispetto a quelle di 8 anni fa, che cosa riescono a vedere questi macchinari? Allora, intanto hanno un sistema di informatizzazione dell'immagine nettamente superiore, non esiste più la radiologia convenzionale, non ci sono più le lastre, ma viene fatto tutto dal punto di vista elettronico, con ricostruzioni elettroniche. Poi per quanto riguarda le grandi macchine, in particolare parliamo delle TAC, aumenta la finezza dell'immagine che si può ottenere. Noi oggi possiamo fare delle scansioni di tutto il corpo da 0,6 mm, poi anche retroricostruite, per cui non c'è nessun salto della lunghezza del corpo, in qualche decina di secondi, per cui siamo molto meno condizionati dalla non collaborazione del paziente, cosa che in un pronto soccorso può succedere, paziente scioccato, paziente confuso. Noi lo spennelliamo con molta rapidità, ottenendo il massimo delle immagini. Queste naturalmente poi nella ricostruzione danno immagini tipo quella che viene proiettata in questo momento, che è una ricostruzione vascolare ottimale di tutta quanta la struttura scheletrica. Quell'immagine lì viene ricostruita con una scansione di 2 secondi. Ecco, in neuroradiologia invece che macchinari avete l'opportunità di utilizzare, dottore? Sì, noi abbiamo una risonanza magnetica a 3 Tesla che è particolarmente indicata per lo studio appunto delle malattie del sistema nervoso centrale, e questa oltre a dare, diciamo, delle informazioni più fini rispetto alla vecchia apparecchiatura, ci consente di ottenere meglio anche quelle immagini che vanno un po' al di là di quella che è la concezione, diciamo, dell'immagine, della fotografia statica, in quanto queste apparecchiature ci consentono sempre più di andare su informazioni di tipo funzionale, tant'è che riusciamo a mappare quelle aree del cervello interessate da determinate funzioni. Per dire, se c'è una lesione si può vedere quali sono i rapporti a livello appunto cerebrale, per comprendere anche quali possono essere i margini di resezione o quant'altro, quindi ci si spinge sempre di più verso l'aspetto, oltre che, diciamo, proprio di immagine, proprio della funzione del cervello. E questa è una cosa che non è una nuova frontiera, che sono alcuni anni che ci si sta lavorando, ma logicamente l'avere un'apparecchiatura così performante ci consente di ottenere in maniera più veloce e anche più accurata questo tipo di indagini. Lo stesso vale per la TAC, dove è un TAC con, appunto, ti dà la possibilità di ottenere, come diceva il dottor Ragazzi, delle immagini a strati sottilissimi e in maniera molto molto veloce, tant'è che, per dire, si vedeva anche prima una ricostruzione di un'immagine cardiaca, per riprendere i discorsi che faceva prima il dottor Ragazzi. Fate conto che si ottiene una scansione del cuore, quindi delle coronarie a cuore battente, in un secondo. Questo significa che tutte quelle strutture anatomiche che sono in movimento, di fatto riesce ad avere una specie di fermo immagine, quindi avere delle immagini del tutto adeguate.
Un discorso a parte poi merita l'angiografia, che eventualmente si può riprendere più tardi, dove appunto è un'indagine questa invece che usa i raggi X come l'attacca al posto della risonanza, che invece non usa i raggi X, che ci consente di fare una diagnosi più accurata dal punto di vista vascolare, e quindi si ottengono quelle immagini che sono molto simili a quelle che otteniamo con l'attacca, tant'è che dal punto di vista diagnostico si fanno sempre meno indagini angiografiche in quanto invasive, perché dobbiamo pungere un'arteria o qualcosa del genere, mentre sta rivestendo un ruolo invece sempre più importante sulla questione invece della terapia e dell'interventistica. Se mi concede un'aggiunta, la radioprotezione con le nuove macchine è nettamente superiore, cioè sono macchine molto meno irradianti pur se più performanti, per cui un ospedale come il nostro, che per esempio fa delle TAC a bambini, perché abbiamo anche la pediatria, oggi può fare un attacco con il minimo dell'irradiazione possibile. C'è l'irradiazione, ma è minore, e sicuramente è minore rispetto a quella che potevamo applicare 8 anni fa. Facciamo un accenno anche, dottora Ragazzi, alla PET-TAC. Sì, la PET-TAC è una metodica che è in funzione con apparecchiature nuove nel nostro reparto, non è specifica della nostra specialità, non è una metodica radiologica, ma è una metodica di medicina nucleare che fonde gli studi di medicina nucleare con lo studio di immagine TAC. È gestita da noi in particolare dalla medicina nucleare del dottor Sicolo, nello stesso nostro piano vicino, ma non di nostra gestione, e comunque anche questa è un'apparecchiatura estremamente innovativa. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità e poi entreremo nello specifico di queste apparecchiature, di questi esami diagnostici ma anche interventistici. A tra poco. Di nuovo in diretta con Ore 13, stiamo parlando di apparecchiatura all'avanguardia per la diagnostica, ma scopriremo anche per l'interventistica. Vi ricordo lo 0422 1626 798 il numero per intervenire in diretta. E abbiamo parlato in generale un po' di quelle che sono le competenze dei due reparti che dirigono i nostri due ospiti, quindi la radiologia e la neuroradiologia. Ora entriamo nello specifico, dottor Ragazzi, parlando della radiologia convenzionale. Ovvero? Allora, la radiologia, la diagnostica per immagini negli ultimi anni ha avuto moltissimo sviluppo, chiaramente, passando dalla base, la classica radiografia, alle metodiche nuove. La classica radiografia però non va dimenticata, non è più oggi un'immagine radiologica standard, è un'immagine radiologica digitale, ma comunque ha sempre la stessa base, cioè l'attraversamento delle strutture corporee con delle radiazioni ionizzanti. E anche se non possiamo escludere che ci sono macchine che vedono di più e che vedono meglio, ma non possiamo dimenticare le macchine base, non possiamo partire a sparare al passero con il cannone, dobbiamo cominciare per gradi, quindi avere in una zona di pronto soccorso una macchina telecomandata e una macchina tradizionale, e avere in un reparto 5 macchine nuove minimamente irradianti ci permette di partire con la base diagnostica al meglio. È chiaro che una volta fatta una base di diagnosi o non arrivati ad una diagnosi con una macchina tradizionale, si può passare ad un'indagine più approfondita che potrà essere un'ecografia per le patologie sospettate che possono essere chiarite dall'ecografia, o una risonanza magnetica per le patologie sospettate che possono essere chiarite dalla risonanza magnetica. Bisogna forse più che accontentare il paziente su una sua richiesta di esame, bisognerebbe condurre il paziente verso gli esami, perché se io sulle internet leggo che alla lesione del ginocchio Ronaldo dopo 3 ore ha fatto la risonanza magnetica, non significa che il mio paziente ottantenne debba fare una risonanza magnetica per diagnosticare la sua artrosi. Bisognerebbe che noi fossimo in grado di condurlo verso l'indagine più opportuna,
con la macchina più opportuna, senza pensare che non gli si vuole fare l'indagine più elevata solo per risparmio, ma lo si fa perché può essere anche superflua. Noi trattiamo moltissimo la patologia di spalla, non possiamo partire a fare una patologia a studiare una patologia di spalla con una risonanza magnetica se non abbiamo visto una radiografia e se non abbiamo fatto un'ecografia che spesso ci dà la base per fare qualsiasi tipo di trattamento. Quindi bisogna sempre partire dalla radiografia o ci sono dei casi in cui va fatta subito una risonanza magnetica? In quali eventualmente? Dipende dal quesito clinico. Se io sospetto una neoplasia muscolare è chiaro che non occorre partire con una radiografia, ma se io sospetto una patologia di tipo artrosico perché ho di fronte un paziente che ha 80 anni e che ha un dolore magari da mesi, devo documentarlo prima con un esame radiologico e poi eventualmente farò gli esami più avanzati. Sapendo però che per esempio nel paziente di età avanzata la risonanza magnetica della spalla o del ginocchio diventano superflue perché sono esami costosissimi che non ci porteranno a cambiare l'iter diagnostico. Un 85enne dovrà fare forse una protesi di ginocchio, ma vedere il suo menisco o il suo crociato ha poca importanza e quindi facciamo gli esami necessari secondo il sospetto diagnostico e secondo il programma terapeutico. Facciamo quello che ci può cambiare il programma terapeutico, non quello che non ce lo cambierebbe. E la differenza tra TAC e la comune radiografia? Allora, la comune radiografia ci mette in genere su 2 proiezioni o con una terza o quarta proiezione alternativa una struttura corporea, mentre la TAC ci fa delle fette sottilissime in senso assiale, cioè come se affettassimo il mio corpo come un salame, e poi ce lo ricostruisce in tutte le proiezioni possibili, quindi la ricostruzione coronale, sagittale, e abbiamo il massimo della distinguibilità dei tessuti a seconda della loro densità e chiaramente anche delle loro patologie che devono però essere riconosciute da uno specialista, chiaramente. Mentre per quanto riguarda la risonanza magnetica, dottor Cagliari, come la risonanza magnetica sfrutta un principio fisico diverso, in quanto non impiega le radiazioni ionizzanti, ma viene applicato un elevato campo magnetico al quale si aggiungono delle radiofrequenze che quindi, adesso diciamo che si ottengono delle immagini che hanno dal punto di vista proprio visivo un'importanza particolarmente rilevante nello studio delle parti molli cosiddette, e quindi se, come diceva il dottor Ragazzi, ad esempio l'osso viene visto per la sua densità molto bene sia con la radiografia convenzionale che con la TAC, le parti molli, vedi appunto il cervello o vedi le articolazioni o vedi il muscolo, si vedono molto meglio con la risonanza magnetica e quindi appunto ha avuto un notevole campo di impiego, soprattutto, ripeto, in campo articolare per quello che riguarda la radiologia generale e nello studio anche dell'addome e della pelvi, e per quanto riguarda la neuroradiologia, dove di fatto la risonanza magnetica ha avuto la prima applicazione appunto nello studio dell'encefalo e della colonna. Mentre per quanto riguarda l'angiografia? Ecco, l'angiografia invece è una metodica, come accennavo inizialmente, invasiva, in quanto comporta la puntura, un accesso femorale o arterioso o venoso, che sia femorale o merale, dove si voglia, però sempre un accesso, diciamo, cruento sul paziente, che fa in modo che si possa accedere o alle strutture arteriose o a quelle venose attraverso dei tubicini cosiddetti dei cateteri che impieghiamo per iniettare del mezzo di contrasto che disegnano appunto o l'albero arterioso o l'albero venoso a seconda di quello che si va a indagare. Si impiegano sempre radiazioni ionizzanti, una metodica che tra l'altro ne impiega anche abbastanza, soprattutto quando andiamo sulla parte terapeutica. E come dicevo poc'anzi, in virtù di queste ragioni e in virtù dell'incremento e del progresso tecnologico che è stato fatto con la TAC, ha una valenza sempre
meno importante per quanto riguarda appunto l'aspetto diagnostico, perché anche in emergenza sempre più usiamo praticamente solo ed esclusivamente la TAC per diagnosticare la malattia e ci serve poi come guida per andare ad eventuale trattamento sia a noi come neuroradiologici interventisti o ai chirurghi nel momento in cui debbano andare a fare questo tipo di interventi. Ecco, un paziente che deve sottoporsi a risonanza magnetica o ad angiografia, distinguendo questi due esami, deve prepararsi in modo particolare? Allora, la risonanza magnetica non comporta, almeno la risonanza magnetica diciamo intesa per la stragrande maggioranza delle indagini che andiamo ad effettuare, non comporta una preparazione specifica, o meglio, viene richiesto il digiuno qualora venga somministrato il mezzo di contrasto, ma non necessita di una preparazione in quanto tale. Quello che invece è fondamentale, e qui è come sempre importantissimo avere una relazione con il medico che prescrive l'esame, soprattutto con i medici di famiglia che bene conoscono i loro pazienti, è fondamentale avere delle notizie per quanto riguarda l'eventuale presenza di corpi metallici che possono andare a ostacolare l'esame o a renderlo particolarmente pericoloso se inseriti in determinate parti. Quindi questo tipo di notizie per noi è fondamentale riceverle appunto per sapere se possiamo o no eseguire questo tipo di indagini. Capiremo poi anche per gli altri esami, angiografia, TAC e radiografia, cosa bisogna fare, se c'è una preparazione da seguire. Lo facciamo però subito dopo la pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Garantì. Ore 13, salute, stiamo parlando di macchinari per la diagnostica, stavamo approfondendo nello specifico i diversi esami, abbiamo parlato della risonanza magnetica, dottor Cagliari, dovevamo parlare dell'angiografia, esattamente come funziona, se appunto è necessaria una preparazione del paziente a sottoporsi a questo tipo di esame, che serve esattamente a cosa, per diagnosticare che cosa? Allora, è un'indagine che ci consente di vedere bene appunto, come dicevo, l'albero arterioso venoso, quindi le strutture arteriose e venose e gli organi diciamo che vengono irrorati quindi dalle arterie. Come avviene? Avviene appunto attraverso l'incanulazione di un accesso arterioso e la somministrazione in quel caso del mezzo di contrasto. Allora il mezzo di contrasto ha la necessità ha delle possibili controindicazioni e va somministrato soltanto se siamo certi che non vi siano presenti queste controindicazioni. Queste controindicazioni possono essere rappresentate dai fenomeni allergici, in quanto farmaco può dare dei fenomeni allergici per quanto molto diciamo ridotti in termini numerici, però ci possono essere, quindi è necessario avere un'adeguata anamnesi, che significa appunto sapere se il paziente ha un'allergia anche ad altri farmaci o quant'altro, per capire se sia un paziente che può essere più a rischio di altri e quindi pensare di andare a fare una terapia pre-indagine. Oppure è importante anche sapere soprattutto la funzionalità renale, perché sono dei farmaci, i mezzi di contrasto, che nel momento in cui venissero somministrati in quantità importanti possono dare appunto dei problemi alla funzionalità renale, quindi è importante sapere come sia l'organismo in quella situazione. Dopodiché si tratta appunto di immagini che vengono acquisite con l'aiuto dei raggi X per forza di cose, quindi vi può essere una esposizione ai raggi X che però dipende da che tipo di indagine si va a fare, perché è molto diversa. Ecco, il paziente è sufficiente che resti anche in questo caso a digiuno o ha bisogno di una preparazione particolare? No, non ha bisogno di una preparazione particolare se non il digiuno. Stiamo parlando però sempre di pazienti in questo caso che fanno questo tipo di indagini da ricoverati. Cioè quindi da interno? Assolutamente sì, noi non facciamo, proprio perché la diagnostica di fatto non viene praticamente più fatta se non in determinati casi, sono tutti pazienti che necessitano di un periodo di riposo dopo l'intervento, dopo la diagnostica,
proprio perché nel momento in cui si va ad accedere, ad esempio noi usiamo molto l'accesso femorale, è necessario mantenere una posizione immobile per alcune ore, quindi si preferisce sempre che vi sia un ricovero per fare questo tipo di esami. Ecco, mentre per quanto riguarda la TAC, dottor Ragazzi, c'è qualche accorgimento da adottare? Allora, nella TAC si usa anche per la TAC nel, diciamo, 80% dei casi il mezzo di contrasto, e quindi la prassi per il mezzo di contrasto è la stessa. E questo dà anche ai pazienti la spiegazione del motivo per il quale li facciamo arrivare in radiologia con un foglio prefirmato dal medico di medicina generale che ci certifichi se il paziente ha o non ha dei precedenti allergici noti. Questo tra l'altro non esclude la possibilità di un'allergia che si manifesti alla prima somministrazione da noi, però in ogni caso viene fatto in una struttura ospedaliera con la possibilità di un intervento di un rianimatore eccetera, quindi il rischio è, se vogliamo, molto ridotto. E poi anche per la TAC c'è il problema irradiazione. Sicuramente una TAC spirale moderna con uno studio diretto, arterioso, venoso, tardivo, è un esame dal punto di vista dell'irradiazione, pur con le metodiche più moderne, molto pesante. È l'equivalente di 200-250 radiografie del torace. Quindi va eseguita quando vi sia un'indicazione specifica, senza scialare nella distribuzione delle TAC. Questo i medici lo sanno, questo purtroppo a volte i pazienti non lo sanno, e qui viene il discorso che facevo prima sul condurre il paziente verso l'esame, dargli una spiegazione: perché non te la faccio, o te la faccio perché devo farla, perché mi serve per una diagnostica, o non te la faccio perché è superflua. Ecco, spesse volte a spaventare è anche il macchinario in sé, questa fobia, questa paura per chi poi è la prima volta magari che deve sottoporsi. In questo caso ci sono sono migliorati, sono cambiati? Allora, insomma, sono migliorati sicuramente, per esempio la nostra ultima risonanza magnetica ha una gantry, cioè uno spazio nel quale il paziente deve entrare, che è 10 cm più largo rispetto alla vecchia. Le TAC hanno lo stesso una gantry che viene attraversata dal paziente, però molto più ampia rispetto alla risonanza, e soprattutto molto più breve, nel senso che il paziente o ha mezzo corpo fuori o ha la testa fuori e incute molto meno preoccupazione. La risonanza può incutere ancora preoccupazione perché hai vicino alla testa questo tunnel, è una macchina rumorosa, ma credo che tranquillizzare il paziente e eventualmente aiutarlo, l'immagine della risonanza è proprio in questo momento proiettata, o tranquillizzarlo o aiutarlo magari con un tranquillante farmacologico può essere d'aiuto. Alcuni pazienti, fortunatamente rari, vengono fatti anche in sedazione, cosa che facciamo sempre nei pediatrici per necessità, ma se un adulto riusciamo a farlo senza sedazione è meglio, perché non sovraccarichiamo il paziente di farmaci e non impieghiamo un gruppo maggiore di medici, quale anestesista, quale radiologo, quale infermiere dell'anestesista, per fare la sedazione. In media quanto dura una TAC? Allora, una TAC con le macchine moderne dura 1 minuto e mezzo, 2 minuti, se fai tante scansioni 3 minuti e mezzo. Deve pensare che creiamo circa 4.000 immagini e che quindi poi il medico dovrà elaborare queste immagini e interpretare queste immagini. Quindi se anche in 5 minuti io ho risolto un'indagine TAC, per refertarle, per fare una diagnosi adeguata, il mio tempo sarà sicuramente nettamente superiore. Quindi il referto non lo si avrà? Non viene fatto immediatamente, viene fatto immediatamente nell'urgenza, nell'emergenza, nella quale tra l'altro si può discutere con il collega che ha portato il paziente sulla prima impressione, riservando una diagnosi finale più importante a distanza magari di mezz'ora o un'ora, quando sono state fatte tutte le ricostruzioni necessarie e una valutazione anche da parte proprio dello specialista. Sono altrettanto rapide anche le risonanze e le angiografie, dottor Cagliari? Beh, no, per le risonanze forse è la metodica che più incute paura, nel senso che come abbiamo visto prima nella foto,
Si tratta di un tunnel abbastanza stretto che è stato adesso anche ampliato appunto con una delle 2 macchine, però per quanto poco diciamo è una specie di tunnel. Dopodiché per gli studi neuroradiologici che investono la testa viene applicata una bobina, si chiama, che è un'antenna di fatto, che ti limita ancora di più. Allora vorrei dire 2 cose a riguardo. Innanzitutto, come faceva cenno anche il dottor Ragazzi, la cosa più importante è mettere il più possibile a proprio agio il paziente, e qui questo lavoro lo fanno in maniera direi egregia il personale tecnico e infermieristico che abbiamo, perché già l'accogliere il paziente, spiegare bene che tipo di indagine andrà a fare, come si svolgerà, quanto tempo ci si impiegherà e quant'altro, già fa sì che la persona si senta un po' più tranquilla che non essere diciamo sbattuta all'interno di questa specie di forno che alcuni individuano come tale. L'altra cosa è che vi sono delle apparecchiature, le cosiddette risonanze famose aperte, che appunto non hanno questa specie di tunnel ma sono fatte in modo che almeno un lato sia libero. Diciamo che però hanno sicuramente una valenza per alcune determinate strutture anatomiche che andiamo a indagare, per determinate patologie, però non hanno diciamo un riscontro così ottimale per quello che riguarda lo studio soprattutto dell'encefalo. Quindi vanno un po' bilanciate le cose. Diciamo che se ben preparato il paziente, a meno di un paziente particolarmente claustrofobico che non riesce a prendere l'ascensore, che non si riesce a trovare e quant'altro, che allora necessita una sedazione, se non è così di solito riusciamo a portare a casa l'esame. Quanto dura in media una risonanza? Dipende che cosa si fa. Una risonanza magnetica della colonna o dell'encefalo con le nuove metodiche dura sui 15-20 minuti, se si deve andare un po' più a fondo con i mezzi di contrasto e quant'altro a volte si arriva anche alla mezz'ora. Angiografia invece? L'angiografia è molto più lunga perché richiede appunto, è un mini intervento di fatto, quindi è una cosa diversa. Ecco, a proposito di mini intervento, noi siamo abituati a parlare di questi macchinari, di questi esami in termini di diagnostica, in realtà c'è un ruolo importante che giocate voi in termini di interventistica. Parleremo proprio di questo, però dovete aspettare qualche minuto di pubblicità, a tra poco. Moringa. Di nuovo in diretta con Ore 13, finora abbiamo parlato della funzione dei macchinari di ultima generazione presenti all'ospedale All'Angelo di Mestre per quanto riguarda la diagnostica. Cerchiamo di capire però con i nostri 2 ospiti in che modo si inseriscono nell'interventistica. Dottor Ragazzi, iniziamo con lei. Sì, è una domanda che mi fa molto piacere perché è un po' la mia passione da decenni, la parte interventistica della radiologia. La radiologia è partita come una metodica solamente diagnostica e negli anni è diventata anche una metodica terapeutica, cioè il radiologo oltre a fare la diagnosi ha la possibilità, con l'aiuto delle apparecchiature che sono in sostanza tutte le apparecchiature a nostra disposizione di cui abbiamo parlato prima, dall'ecografo all'apparecchio radiologico alla TAC, ha la possibilità di fare delle terapie mini-invasive che non vuol dire che siano delle cose leggerissime da fare così con estrema libertà, ma quando vi è l'indicazione il radiologo può intervenire purtroppo molto spesso nella patologia oncologica in cui possiamo provvedere a fare drenaggi biliari per casi di ostruzione della via biliare, drenaggi renali per caso di ostruzione purtroppo neoplastica delle vie urinarie, però anche su patologia benigna, una calcolosi banalmente della via urinaria o una calcolosi del coledoco può essere curata anche con tecnica interventistica. Si possono curare con tecnica interventistica molte delle
complicanze di un'eventuale chirurgia, alcune formazioni ascessuali post banalmente appendicectomia o intervento addominale possono essere curati con un drenaggio percutaneo che viene fatto a paziente sveglio in anestesia locale, senza incidere ma penetrando con dei sottili cateteri, spesso anche in colloquio aperto con il paziente, perché è effettivamente mini invasiva. È un'evoluzione sicuramente positiva della metodica, questa diversa dalla parte angiografica invece, che lo stesso è sia radiologica che neuroradiologica, ma che lascio eventualmente a Enrico Cagliari per illustrarla. Altra, e finisco con questo, è la metodica delle ablazioni, delle cure con microonde o radiofrequenza, delle termoablazioni o delle crioablazioni di piccole neoplasie renali, piccole neoplasie epatiche, possono essere curati dal radiologo o da chi sa farlo, chiaramente, con tecnica guidata dall'imaging, guidata dall'ecografia o guidata dalla TAC. In questo caso il paziente ha un ricovero in day hospital, serve un ricovero più lungo, quindi è anche a favore, immagino, del paziente per il suo recupero in questo caso? Sicuramente sono tempi di ricovero molto ristretti, che sono richiesti lo stesso, perché dopo un'ablazione c'è da controllare le 24-48 ore per il sanguinamento, però il paziente può già per esempio alzarsi dopo poche ore dalla procedura, dovrà essere sotto controllo medico. Altre procedure tipo la sclerosi della vena gonadica o altro possono essere fatte anche ambulatoriali, con paziente che entra, fa il trattamento, rimane un'ora e mezza sotto controllo del radiologo direttamente e poi se ne può andare a domicilio. Per quanto riguarda invece l'interventistica nella neuroradiologia, dottor Cagliari? Sì, anche qui dobbiamo un po' distinguere, nel senso che abbiamo delle pratiche che facciamo in emergenza e che quindi sono legate proprio alla condizione del paziente e sono spesso dovute o a delle emorragie cerebrali da rotture di malformazioni arteriovenose cerebrali o da aneurismi, che in questo caso vanno riparati. Nel nostro centro, ma ormai in tutta Europa, siamo sull'ordine del 70-80% di questo tipo di interventi vengono eseguiti dai neuroradiologi per via endovascolare, non più chirurgica tradizionale, quindi senza la necessità di dover eseguire una craniotomia. L'altro fronte che si sta aprendo in maniera sempre più importante e che è una vera e propria emergenza, perché è proprio una questione di non tanto di ore ma di minuti, è la rivascolarizzazione nel caso di ictus cerebrali legati alla trombosi di grossi vasi che non rispondono alla terapia endovenosa che viene praticata dai colleghi neurologi, e che quindi, se siamo in una finestra adeguata per poter intervenire, in quanto il cervello già dopo alcune ore non è più, voglio dire, recuperabile, o meglio, le cellule nervose di secondo in secondo si perdono, è logico che più tempo passa più se ne perdono, e quindi se siamo in questi range temporali si può intervenire appunto in maniera del tutto immediata per andare a rimuovere il trombo e cercare di ridare la vascolarizzazione adeguata al cervello. Poi vi sono degli interventi che possono essere fatti anche in via ambulatoriale, questi sono tutti interventi, quasi tutti, che vanno fatti in anestesia generale, mentre poi vi sono degli interventi che possono essere fatti anche, come diceva il dottor Ragazzi, ambulatorialmente, ad esempio il trattamento delle fratture vertebrali e queste cose qui, che possono essere eseguiti in anestesia locale e quindi può essere dimessi già in giornata. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Celestina da Tevere del Montello. Per cortesia vorrei chiedere al dottor Cagliari, siccome vi sto seguendo con molto interesse, però a fine settimana devo fare una risonanza cerebrale con metodo di contrasto e mi sto agitando moltissimo in quanto ho paura di non superare questo tunnel. Volevo chiedere al dottore, siccome devo farlo appunto alla testa, in poche parole, il mio corpo sarà dentro questo tunnel? Cioè sarà una cosa che mi comprime un pochino? Che consiglio mi può dare? Perché sabato lo devo fare. Intanto in bocca al lupo signora, e è una domanda
Grazie per la telefonata, è una domanda che immagino chiunque debba sottoporsi ad esami del genere si pone, dottore, sì, prego. Allora, la risonanza magnetica, dobbiamo pensare una cosa, allora qualunque distretto anatomico che va indagato di fatto va al centro del magnete, che significa che in questo benedetto o maledetto tunnel, come vogliamo definirlo, si deve arrivare al centro. Quindi, per rispondere alla sua prima domanda, è vero che si fa alla testa, ma è altrettanto vero che praticamente per fare la testa si entra praticamente del tutto. Questo alla testa viene applicata una specie di bobina, ripeto, se lei è una persona o se la signora è una persona come tanti che giustamente si pone delle preoccupazioni, però per dire non ha particolari difficoltà nell'entrare in un ascensore, stare in una stanza con altre persone o quant'altro, cioè che non soffre di una claustrofobia di quelle diciamo importanti e pesanti, vedrà che con l'ausilio soprattutto appunto sia del medico ma soprattutto di chi l'accoglierà inizialmente, che sono il personale infermieristico e tecnico, nel momento in cui le spiegheranno come avviene l'indagine, verrà messa pian pianino, lei ha un meccanismo di allarme che qualora lei ritenesse di dover interrompere l'esame lo può interrompere quando vuole, il personale è prontissimo a farla uscire, quindi è aperto, perché questo tunnel è aperto sia davanti che dietro, quindi non è che si viene in un qualche modo chiusi all'interno di qualche cosa. Con tutte queste accortezze di solito si riesce a superare tranquillamente l'esame. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? È caduta la linea. Abbiamo parlato, prima abbiamo fatto un accenno a telecomandati, lei ha parlato di questo, esattamente che cosa si intende per telecomandati? Allora, sono delle apparecchiature moderne, esistono da molti tempi, ma quelli in nostra dotazione e quelli in commercio negli ultimi anni sono chiaramente i più moderni, con tecnica digitalizzata, che ti permettono di lavorare dietro la console favorendo tutti i tipi di movimento e di rapporto tra paziente e raggio incidente e piano sensibile, quindi si possono sproiettare in un certo modo, fare radiogrammi a paziente eretto, a paziente supino, a paziente prono, a paziente in Trendelenburg, cioè con la testa in giù, ti danno qualsiasi tipo di possibilità proiettiva con facilità, con nuove tecnologie. Il paziente rimane sempre sotto il controllo dell'operatore, in genere un operatore tecnico, ma per gli studi del tubo digerente anche dell'operatore medico, con il quale è a contatto vocale continuo e a distanza di 2 o 3 metri semplicemente. Questi sono particolarmente favorevoli nelle situazioni di pronto soccorso, perché tu puoi distendere un paziente non collaborante e la macchina gli gira attorno ottenendo tutte le proiezioni necessarie, la laterale, l'anteroposteriore, l'obliqua, le varie proiezioni. Abbiamo recuperato la telefonata, pronto? Buongiorno. Niente. Pronto? Non riusciamo a parlare con il nostro telespettatore. Un'ultimissima battuta, lei ha fatto più volte accenno all'importanza di accompagnare il paziente, spesse volte succede che ci si parla e per lo stesso malanno uno viene sottoposto a un tipo di esame, uno ad un altro, e si pensa che non ci sia abbastanza attenzione al tuo problema. In realtà è importante che venga fatto appunto un'attenta analisi dal proprio medico di base, che saprà poi indirizzare il paziente a quello che è l'esame giusto per lui. Sì, certo. Oggi nei tempi di internet purtroppo le nostre conoscenze vengono condotte ma anche sviate. Non è facile capire cosa effettivamente è. Abbiamo della gente che ha studiato per poterlo capire. Queste persone sono i medici di base, sono i medici specialisti. Credo che l'errore principale sia quello di dire: mi faccio questo esame perché ho letto che è il meglio e perché il mio amico se l'è fatto è andato bene. Questo non va bene. Questo è uno dei motivi per cui noi desideriamo fare qualsiasi tipo di esame radiologico con una richiesta specifica del
del curante che ci indichi il sospetto di patologia, perché alla luce anche di quel sospetto, al limite noi stessi, e questo lo possiamo fare per una legge italiana, la 187, che ci dà questa autorità, possiamo anche dire no, guarda, non va bene questo esame, ma ti facciamo quell'altro. È capitata oggi a me una discussione con un mio paziente che veniva con una richiesta di un esame obsoleto e io ho risposto al medico: guarda, non te lo faccio perché ritengo che sia superfluo, se è necessario questo tipo di diagnosi ti facciamo l'altra cosa. Questo è importante. Bisogna affidarsi agli specialisti, bisogna affidarsi ai medici e loro sapranno sicuramente indirizzarvi a quello che è l'esame giusto per voi. Ringrazio il dottor Roberto Ragazzi, ringrazio il dottor Enrico Cagliari per la loro perfetta spiegazione di tutti questi esami, ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie.